Benvenuti e benvenuti. In questo video vi darò la soluzione di un problema sul movimento uniformemente accelerato. Il movimento uniformemente accelerato è un movimento lineare lì che l'accelerazione è costante. Una macchina è partita di ferme con un'accelerazione costante su una traiettoria lineare. Misurando la sua posizione in funzione del tempo, si ha il grafico che è riportato in figura. Ovvero rispondi a tre domande. La prima è chiate la legge oraria del movimento delle macchine. La seconda è chiate la posizione delle macchine dopo 40 secondi. E la terza è chiate la sua velocità dopo un minuto. In te prime parte dell'esercizio viene chiata la legge oraria del movimento delle macchine. Ho saputo in teoria che in un movimento uniformemente accelerato la legge oraria è fatta in queste maniere. Chi S alle compagne di S0 più V0 per T più un miec a T quadri. Dove che S è la posizione che dipende dall'istante considerato, perché la posizione cambia istante per istante. S0 è la posizione iniziale del corpo, dunque la sua posizione all'istante 0. V0 è la velocità iniziale del corpo, dunque la sua velocità all'istante 0. A è l'accelerazione, che in queste tipologie di movimento ha un valore costante, e T è il tempo, che è la nostra variabile indipendente. Dal test dell'esercizio si può capire che la posizione iniziale e la velocità iniziale in questo caso specifico sono compagni di 0. Dunque, nel nostro caso, la legge oraria varrà queste forme. S, che è una funzione del tempo t, alle compagne a un miec a t quadri, le che naturalmente S è la posizione, e la variabile dipendente, dunque dipende dal tempo, è una funzione del tempo, per dire in una maniera più precisa dal punto di vista matematico. A è l'accelerazione, che è costante, dunque è un numero, e T che rappresenta il tempo, è la nostra variabile indipendente. Chiaramente il grafico del movimento si può capire il valore di accelerazione. Che ovvio è il grafico dal movimento delle macchine che io sto considerando. Sull'asse orizzontale, ovvero il tempo che è misurato in secondi. Sull'asse verticale, che è questa, ovvero la posizione che è misurata in metri. Sull'asse verticale, ovvio che 5 quadres corrispondono a 200. Dunque 5 quadres corrispondono a 200. Questo vuol dire che un quadretto corrisponde a 200 dividuto 5. E 200 dividuto 5 al fa 40. Dunque ogni quadretto in queste figure corrisponde a 40 metri. Si vede bene che quando il tempo ha un valore compagno di t, il valore sull'asse di esposizione corrisponde a 2 quadres, e 2 quadres corrispondono a un valore che è compagno a 80. Dunque si può dire che la posizione dall'istante dis e compagne a un valore che è 80, naturalmente sempre lavorando con unità di misura dal sistema internazionale. Bisogna anche che la nostra legge oraria è S di t alle compagne a un miec a t quadri. Allora, questo vuol dire che se t al val dis, S alla di un valore che le compagna a 80. E dunque possiamo riscrivere la nostra legge oraria in questa maniera. Chi 80
qual è il valore di S, alla die si compagna a un miec, a t, che scassa al val dis, al quadrato. Quindi questa è la equazione che descrive il fatto che all'istante dis la posizione ha un valore compagno a 80. Questa è un'equazione di primo grado che ha come incognite A, l'accelerazione, e si può risolvere facilmente. Moltiplicando per 2 e ovven 160 alle compagne a 100 per A, e dunque A alle compagne a 160 dividuto 100, e questo naturalmente nos dice che l'accelerazione ha un valore che alle compagne a 1,6. Naturalmente dal momento che viene sempre doprato unità di misure dal sistema internazionale, anche l'accelerazione sarà misurata tes justis unità di misure in tal sistema internazionale, e queste unità di misure sono metros al secondo quadri. Dunque, in definitiva, la nostra legge oraria, che visinsi ieri di queste forme, e diventerà, nel nostro caso specifico, S in funzione di t sarà compagna a un miec per 1,6 t quadri, naturalmente sempre doprant unità di misure dal sistema internazionale, e questo vuol dire che la nostra legge oraria sarà S di t alle compagne a 0,8 t quadri. E questa sarà la prima parte del nostro problema. In la seconda parte del problema vi indichiata la posizione delle macchine dopo 40 secondi. Per farlo, ho podin doprare la legge oraria che ho inchiattata dal punto precedente, e la legge oraria che ho inchiattata dal punto precedente è questa. S le compagne a 0,8 per t quadri, naturalmente doprant unità di misure che sono incoerenti sul sistema internazionale. Ho volinchiata la posizione anche il tempo al val 40, e dunque ho volinchiata il valore di posizione anche t al val 40, naturalmente secondi. Questo alle compagne a 0,8 per 40 al quadrato in unità di misure coerenti sul sistema internazionale, e dunque in metros. Facendo cons, queste posizioni corrispondono a 1280 metros, dunque 1,28 km. In terza e ultima parte del problema, ho indicato la velocità delle macchine dopo un minuto. Le teorie ho saputo che in un movimento accelerato uniformemente la velocità è a queste forme. La velocità, che non è costante ma dipende dal tempo, e compagna v0 più at, dove che a è l'accelerazione costante, v0 è la velocità iniziale e t è il tempo, che è la nostra variabile indipendente. Naturalmente la velocità è una funzione del tempo e dunque è una variabile dipendente. Dopo in questa funzione, che nos dice che la velocità dipende dal tempo, per calcolare la velocità dopo un minuto. Ho saputo già che v0, che è la velocità iniziale, vale 0, e che l'accelerazione ha un valore di 1,6 se doprin dome unità di misure coerenti sul sistema internazionale. Questo lo abbiamo veduto tes primi spars precedenti dal nostro problema. La nostra funzione è poi scritta in queste forme. La velocità sarà 1,6 per t, sempre doprando unità di misure coerenti sul sistema internazionale. Partiamo la velocità, o quindi metti t compagna a 60 secondi, perché 60 secondi sono un minuto,
Non podem mettere t compagno a 1 perché i minus non sono una unità di misure coerente col sistema internazionale. L'unità di misure coerente col sistema internazionale per tempo e sono i secondi. E dunque podem fare i calcoli che ci permettono di chiattare la soluzione di tiarci parte dal nostro problema. La nostra velocità sarà dunque compagna 1,6 per 60 e sarà misurata in unità di misure coerenti sul sistema internazionale che sono chiaramente metri al secondo. Questo vuol dire che la velocità dopo un minuto delle nostre macchine sarà 1,6 per 60. 1,6 per 60 fa 96 e dunque la velocità che ci viene domandata è compagna a 96 metri al secondo. Con questo vengo finito, grazie per la vostra attenzione e mandi!